La prima partita dell'anno nuovo non ha portato al Matera in maglia biancazzurra quella svolta di gioco e di risultato che ci si attendeva. Anche il Noicattaro, matricola terribile del girone, oggi avversario di turno al 21 settembre, strappa un punto ai biancazzurri che chiudono così il girone di andata a quota 24, un punto in meno dell'Altamura. Il risultato odierno di 1-1 è maturato negli ultimi 15 minuti di una partita tutt'altro che esaltante, con i materani incapaci di esprimersi su livelli di gioco apprezzabili. Anche oggi ci si è chiesto con preoccupazione che fine ha fatto la squadra che nella fase centrale del girone di andata riusciva ad esprimersi alla grande dando anche spettacolo. Che le cose non stiano andando per il verso giusto è fin troppo evidente, più difficile riuscire a individuare le ragioni che impediscono alla squadra di sbloccarsi. Non sappiamo fino a che punto abbiano pesato oggi le assenze di Corrieri, squalificato, e di Caputo in non buone condizioni fisiche. Sta di fatto che abbiamo visto una squadra come bloccata, poco sicura di sé e incapace di imporsi agli avversari. Nel corso del primo tempo, infatti, solo in 2 occasioni i biancazzurri hanno tentato la via della rete con una certa efficacia, ma il portiere Sassanelli ha neutralizzato al 7° e al 33° i tiri indirizzati verso la sua porta. Nella seconda parte della gara il Matera ha dato l'impressione di spingere con più determinazione, affacciandosi con maggiore frequenza nell'area avversaria. Al 5° minuto Ferrante è stato ammonito per presunta simulazione dopo una caduta in area di rigore. 3 minuti dopo Budroni, con un tiro da posizione molto angolata, ha colpito il palo opposto. Al 23° lo stesso Budroni di testa ha servito Caldarola, che è riuscito a colpire con la punta del piede, ma Sassanelli ha compiuto una prodezza. Al 30° finalmente il risultato si è sbloccato. Filidoro ha calibrato un calcio di punizione per la testa di Catacchio che ha messo in rete. Sembrava che ormai il risultato fosse acquisito, anche perché Caldarola qualche minuto dopo ha avuto la possibilità di chiudere la partita, ma non ha sfruttato a dovere un assist di Budroni. Al 36° la doccia fredda. La difesa materana, stranamente immobile, consente a Porcia di raccogliere di testa un calcio di punizione e di infilare Cimino. Viene così sancito l'1-1 che alimenta ulteriormente le polemiche e i dubbi su una squadra che tuttavia ha in essi le possibilità di riprendersi da questo momento negativo.